Benvenuti a Pandare in Veneto. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, alle prese con un'avventura entusiasmante. Realizzare il Giro del Veneto in 48 ore. Peccato che il loro mezzo sia momentaneamente fuori uso. 3 attori erranti. Un territorio da esplorare e una sfida. Oh Tosi, idea! Scommettiamo che riusciamo a fare il giro di tutti i comuni del Veneto in 48 ore. 48 ore? Ora chi sei quasi 600? Chi sei pieno di autovelox? Con un mezzo che li porterà ad esplorare gli angoli più remoti della regione. Ah no? Con questa? L'autovelox è l'ultimo dei problemi. Tosi, e il Pandin va dappertutto, è la macchina perfetta per andare in Veneto. Pandare in Veneto, non capire come, cioè, pandare in Veneto. Benvenuti a Pandare in Veneto. Nell'attesa che il meccanico sistemi l'auto, Marco, Pippo e Gaetano prendono una pausa a Montegrotto Terme. Ma viene fuori fumo da che l'albergo. Andiamo a vedere. Ma scusa, ma quello non è il meccanico? No, è la frase giusta se non sei il meccanico che cavaria da aggiustare la macchina. No, è la frase giusta se quello non sei meccanico. Guarda sto qua. Cioè, non ho capito. Prima in bar a mangiare a brioche e adesso qua in piscina a fare il bagno. Ma cosa bagno? Vado ad aspettare 3 ore che ho appena mangiato cappuccino e biscotti. Ma quando penso di aggiustarla sta macchina? Mori, so di aspettare che si asciuga la colla vinilica. D'accordo? Che devo finire il scotch e dai. Vianello, la stanno disturbando? No, carissimo, a stare, non sta a liberare i cani, a I stare. pitbull li lasciamo là. No, tranquillo. Sei bravi ragazzi, sei un fiammoltoni, ma sei bravi ragazzi. Anche perché non sai che se il fango fuma, sua mamma che dice parole. Dai. Cioè, visto che mi sembra di aver capito che sta macchina dovevo aspettarla qualche oretta, a manco cavami una curiosità. Era amico visto, posti che fuma, alberghi che fuma, piscine che fuma e nessuno che si preoccupa. No, l'acqua del mare quando esce dal pozzo è a 80 gradi, ma questa è un'acqua da 34 gradi. Ah no, La gente si immerge tranquillamente. Non è che mi ostiono se vado in acqua. Ma per carità, tutte le proprietà dell'acqua, che sono certificate a livello europeo dell'OMS, hanno delle proprietà balsamiche eccezionali. Quindi state tranquilli, non succede niente. Sì, però queste sono robe per anziani, cioè noi giovani. Giovani, che vuol dire giovani? La prevenzione innanzitutto. No, ma che vuol dire prevenzione, scusa? Ma tu ormai te sei visto? Quante robe abbiamo scoperto sti giorni, cioè, tutto sommato. Oh, grazie Gianfranco veramente di queste informazioni. Per così poco, dai, adesso che siete qua dovete divertirvi, no? Buttatevi, la piscina è tutta qua. No, anzi grazie della tua ospitalità che è già stata preziosa. Troppo gentile, È come se non avessi detto niente. No, ma è troppo. No, poi mi vabbè. sentirei anche in imbarazzo. Pure, e state tranquilli, dai, fate quello che dovete fare, non ci sono problemi. Sono già spariti. Nella prossima puntata, l'auto continua ad avere problemi, ma qualcosa di sorprendente sta per accadere a Montegrotto. Incontri misteriosi nel folto del bosco.